Va ora in onda Spazio Più. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Oggi venerdì 22 agosto qui in via Carlo Bellerio 41 siamo ovviamente in diretta. Prima di iniziare volevo ricordare i numeri per intervenire, che è lo 0292 94 7222, ripeto 0292 94 7222, e WhatsApp 340 6709 659, ripeto 340 6709 659. Volevo ringraziare la regia Natalia, grazie. Mimmo ce l'abbiamo collegato, il padrone di casa. Ci sei Mimmo? Io ci sono, ma non riesco a vedermi. Vabbè, Ho schiacciato qualche tasto sbagliato. L'importante comunque è che no, mi sentiate. ci sei, ti vediamo, c'è una bella foto, è talmente bella che non sembri tu, quindi voglio dire, stai tranquillo su questo, sei coperto, quindi Mimmo, oggi abbiamo tanta carne, come diciamo, a cuocere o sulla piastra. Comunque, detto questo, c'è da parlare di tantissime cose. Questa settimana poi ne sono successe, mannaggia. Poi noi siamo stati via perché comunque a Ferragosto non siamo andati in diretta, però ripeto, nel nostro mondo sono successe un po' di cose. Volevo ricordare purtroppo la duplice evasione sia a Poggioreale che a Bolzano. Poggioreale ripresi subito, infatti complimenti ai colleghi di Poggioreale per l'ottima operazione, dal NIR e il NIC, che in collaborazione con i colleghi in servizio, poi ce lo faremo raccontare dopo da Pasquale Gallo, che sarà in diretta con noi, però hanno fatto veramente un'ottima operazione. Lì su Bolzano il primo è stato preso e il secondo speriamo che venga catturato a breve, ma su questo poi ci dirà il nostro amico segretario regionale del Triveneto Andrea Mazzarese, che non so se già abbiamo in linea. Ce l'abbiamo. Ciao Andrea, buongiorno. È caduto, perfetto. Mimmo, allora? Allora, niente, io aspettavo da te tutte queste novità, visto che appunto io sono foresto e ho difficoltà a raggiungere i notiziari, i giornali italiani. Anzi, qua dove sto, io proprio hanno eliminato i giornali italiani. Ah, Alla ecco. faccia dei nostri cugini. Vabbè, Una diciamo volta qua che si trovavano tutti i Mimmo, giornali per quotidiani quello che italiani, scrivono ora la maggior parte dei giornali italiani non ti perdi nulla, quindi voglio dire, le notizie sono sempre le stesse e vanno sempre nella stessa direzione. Quindi, vabbè, diciamo che ci sono state questa duplice evasione tra Bolzano e Poggioreale che hanno un attimo scosso l'ambiente. Ecco, abbiamo di nuovo con noi, volevo presentarlo, che è il segretario del Triveneto Andrea Mazzarese. Ciao Andrea. Buonasera Antonio, buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Andrea, parlavamo con Mimmo, noi abbiamo aperto da poco perché ovviamente buongiorno Andrea. Buongiorno Mimmo. Precedenza assolutamente al direttore, e quindi volevamo introdurre l'argomento della duplice evasione prima da Bolzano, cioè prima parliamo di Bolzano perché ci sei tu in diretta e poi nella mezz'ora successiva parleremo di quello che è accaduto a Poggioreale. Allora, com'è intanto la situazione del Triveneto e se ci puoi spiegare quello che è accaduto a Bolzano? Sì, diciamo che nel nostro distretto l'ambiente è un po' scosso, soprattutto alla casa circondariale di Bolzano, sia per quanto riguarda i colleghi che erano in servizio domenica scorsa, sia anche per gli altri, voglio dire, che chiaramente stanno vivendo con apprensione questo difficile momento. Uno dei due reclusi fuggiti è stato catturato il giorno seguente. Sull'altro, voglio dire, sono ancora attive, particolarmente attive le ricerche. Chiaramente, voglio dire, trattasi di episodi di una certa rilevanza, cioè il detenuto, voglio dire, è una persona che quando può è normale che ci prova, voglio dire, a fuggire, ad evadere. Quello che è l'aspetto della vigilanza è a cura della polizia penitenziaria. Ora, sicuramente hanno inciso i lavori che ci sono in corso di ristrutturazione, che ci sono in corso alla casa circondariale di Bolzano con i ponteggi e quant'altro. Il tutto, diciamo, per quanto riguarda l'aspetto delle responsabilità è ancora assolutamente al vaglio degli Organi preposti, preposti, certo. sia per quanto riguarda il profilo disciplinare eventuale
l'amministrazione penitenziaria, sia per eventualmente una possibile responsabilità di natura penale. Si tratta per lo più di comunque atti dovuti, perché a prescindere sono delle conseguenze che derivano da azioni di questo tipo. Poi saranno eventualmente verificate possibili responsabilità o situazioni, diciamo, che riguardano, che necessitano di approfondimenti e di chiarimenti. Io purtroppo come segretario regionale del distretto Triveneto già ho avuto modo di seguire e vivere situazioni di questo tipo. Ad esempio ricordo la casa circondariale di Treviso, che negli ultimi anni in ben 2 casi ha vissuto situazioni analoghe, una nel mese di luglio del 2019, un detenuto è riuscito a fuggire nel corso del ricovero all'ospedale in piena notte ed è stato catturato poi nei giorni seguenti, mi sembra l'8º o 9º giorno seguente. E un altro episodio 3 anni fa, diciamo, da un esito ancora migliore, perché hanno provato i detenuti a fuggire, però sono stati bloccati poi sul muro di cinta dal poliziotto penitenziario che era stato posto di sentinella in sostanza. E in questo caso per il poliziotto penitenziario che è stato posto di sentinella è stato aperto proprio un fascicolo per avere un encomio, voglio dire, quindi una ricompensa, un premio, ecco, per essersi distinto nel corso della notte a bloccare proprio il detenuto. Quindi sono situazioni sempre che possono avere varie conclusioni. È chiaro che nel caso ancora di Bolzano, tornando al discorso nostro, i 2 detenuti sono riusciti a fuggire. Uno è stato catturato il giorno seguente e ha finito la sua corsa, la sua fuga, diciamo così. Io come segretario regionale sicuramente voglio cogliere l'opportunità, ecco, che mi state dando per manifestare vicinanza e sostegno ai colleghi della Polizia Penitenziaria di quell'istituto del Sudo Bolzanino. Qualora i colleghi lo desiderano, come segretario regionale sono a loro disposizione, metto a disposizione chiaramente l'esperienza maturata nei 2 casi che ho avuto modo di seguire alla CC di Treviso. Un altro episodio che è accaduto, ho toccato con mano poi ancora qualche anno prima del 2019, ha riguardato la casa circondariale di Trento, in cui un detenuto è riuscito a fuggire dall'ospedale e poi gli stessi colleghi, ecco, che erano di servizio in quel turno all'ospedale nel turno notturno sono riusciti a catturarlo, voglio dire, quindi chiaramente hanno rimodulato quello che era la responsabilità, ecco, eventualmente che c'era a loro carico, perché voglio dire, è vero che era riuscito a fuggire il detenuto all'ospedale nel corso del loro turno, ma è stato vero pure che gli stessi erano riusciti a catturarlo. Quindi il quadro poi si è notevolmente, voglio dire, ridimensionato per quanto riguarda i 2 colleghi. Beh, certo Andrea, noi comunque sappiamo bene che abbiamo a che fare con delle persone particolari in strutture che tante come quelle di Bolzano sono strutture vecchie, obsolete. Infatti ci sono dei lavori di ristrutturazione in corso, dei lavori che comunque hanno dato possibilità, no? Tra virgolette, hanno favorito, è il termine giusto, perché c'erano dei ponteggi e proprio da questi ponteggi sembrerebbe che i 2 detenuti siano scappati. Ripeto, uno dei 2 è già stato preso, ma io sono fiducioso e sono convinto che a breve prenderemo, perché poi la polizia penitenziaria o prenderanno, fate voi, anche l'altro, perché purtroppo ai noi è il rischio del mestiere, facciamo questo lavoro, il rischio c'è, ovviamente uno fa di tutto affinché ciò si possa evitare, però ai noi purtroppo, soprattutto in questi periodi dove comunque c'è meno personale causa piano ferie e altro, queste persone ne approfittano, entrambi stranieri, no Andrea, mi confermi? Sì, ti confermo, trattasi di soggetti di provenienza magrebina. Ecco. Però al di là, voglio dire, della provenienza, noi ci troviamo nel nostro lavoro, voglio dire, a vigilare e a garantire l'ordine della sicurezza negli istituti, che è messa purtroppo a repentaglio dagli utenti che sono proprio dei detenuti, e come tali loro provano in tutti i modi a cercare di evadere, no? E di riacquistare anzitempo della libertà. Sono pochi quelli, la minoranza ritengo, quelli che se lasceremmo per assurdo i cancelli aperti rimarrebbero nell'istituto, perché è chiaro che loro proverebbero, voglio dire, anzitempo a
fuggire, ad uscire dall'istituto. Beh, Andrea, io ho evidenziato il fatto che fossero stranieri semplicemente perché noi sappiamo bene chi fa sto lavoro, chi conosce sto lavoro, e comunque la gestione dei turisti stranieri per noi è un qualcosa di allucinante e di veramente tosto da gestire, perché comunque ti tocca gestire varie etnie, varie culture, varie religioni, un modus operandi strafottente, gente che non rispetta il nulla, quindi perché, ripeto, ho evidenziato questo perché noi da un po' che diciamo questi signori bisognerebbe trovare una formula affinché questi signori tornino a casa loro, e la pena va scontata assolutamente nel paese di provenienza, perché noi il problema principale ce l'abbiamo con loro, perché come dicevi tu prima, se lasci il cancello aperto, io credo che comunque sì, se ti ritrovi con questa tipologia di detenuti sì, però a volte noi sbagliamo perché facciamo di tutto l'erba un fascio. Non è così, no, perché non tutti i detenuti sono così, però purtroppo ai noi un dato è chiaro, che la stragrande maggioranza dei detenuti stranieri sono un vero problema per le carceri italiane, e non parliamo solo per la questione di evasione, ma io parlo di gestione a 360 gradi, perché la stragrande maggioranza di loro si rendono protagonisti di aggressioni o altro, semplicemente perché non sono proprio abituati al rispetto delle regole. Quindi questi signori ci costano pure un botto di soldi, quindi il senso era questo, perciò ho parlato di detenuti stranieri o detenuti italiani, perché sappiamo bene che comunque la stragrande maggioranza dei detenuti italiani ha un comportamento comunque corretto e tende a rispettare le regole, quello che purtroppo non accade con i detenuti provenienti da altre nazioni. Mimmo? Antonio, direi No, una niente, volevo bugia fare una se, domanda. se mi Volevo fare una domanda Aspetta, ad non vi Andrea. non vi accavallate. Vai Andrea, dicevi? Prego Mimmo, ci sono. Vai Mimmo. E volevo cioè così, tanto per curiosità, ma questi due detenuti che sono evasi e di cui uno è stato catturato, ma l'hanno fatto durante il giorno? Si sono approfittati del fatto che c'erano queste impalcature dall'aria, sono passati sulle impalcature e sono scappati fuori, o hanno fatto il classico buco nel muro, hanno segato le sbarre, si sono calati con le lenzuola annodate? Come hanno fatto? Cioè, come è successo? Perché sennò chi ascolta dice: ma com'è che è così facile nelle prigioni italiane prendere e scapparsene? E allora Vogliamo diciamo Mimmo che la casa circondariale di Bolzano, come avevo detto in premessa, è interessata da lavori di ristrutturazione. Ora, i ponteggi che hanno riguardato per l'appunto i lavori hanno sicuramente dato la possibilità ai detenuti, anche quindi in un orario diurno, di poter mettere in atto l'evasione, cosa che di notte probabilmente non si sarebbe verificata perché erano chiusi in camera. Sostanzialmente si cerca sempre, ecco, secondo quelle che sono le indicazioni ministeriali, di dire i detenuti devono essere impegnati tutto il giorno, i detenuti devono andare all'aria, non possono stare chiusi nelle loro celle, o meglio diciamo camere detentive, però più il detenuto sta in movimento, più aumentano, voglio dire, i rischi per quanto riguarda la possibilità che possa evadere. Quindi sì, eravamo in pieno giorno, eravamo nelle ore pomeridiane e loro chiaramente, perdono l'interruzione, Andrea, prego, perdono l'interruzione, chiaramente questi posti dove c'erano i ponteggi non erano preclusi, non erano stati preclusi a tutti quanti i detenuti. Cioè di solito se in una prigione si fanno dei lavori, ci sono i ponteggi, uno quell'area la rende off limits, la rende proibita. E questo invece a Bolzano evidentemente non è possibile. Perciò per dire, allora, se vi è andata bene a Mimmo, due potrebbero riprovarci altri. Allora, Mimmo, già del fatto, voglio dire che sicuramente dopo quello che è accaduto, voglio dire, sono stati posti dei deterrenti per evitare che si ripeta il spiacevole fatto. Il fatto spiacevole, voglio dire, che si è verificato. Scusatemi un attimo, vi devo interrompere perché c'è una chiamata e quindi l'ascoltatore ha sempre la precedenza su tutti. Buongiorno. Sono Albino, buongiorno, vi chiamo dalla provincia di Torino, salve. Buongiorno. Sì. Avete detto una parola, sono abituati a non rispettare le regole. No, li hanno abituati a non rispettare le regole, perché certa gentaglia al loro paese, come sentono la parola polizia, se la fanno letteralmente addosso, perché
perché basta anche guardare quello che voi potete trovare come documentazione adesso su YouTube e altre cose che non sono i soliti social, perché sono documentari veri molti, oppure basta andare anche solamente a informarsi in una certa maniera. La polizia non ha tutte, diciamo, le maniere così gentili o si fa sottomettere come fanno qua in Italia. Qua in Italia fanno i cavoli loro, perché noi abbiamo i signori magistrati che sembra farlo apposta, te li mandano fuori, quindi i poliziotti si fanno, volevo dire una parolaccia, diciamo che un così al massimo, poveretti, vorrei dire un tombino tanto, vabbè, siamo molto chiari, per mettere in galera certa gente. Come arrivano davanti al magistrato, questo li butta fuori. Io mi domando, gli agenti di polizia in genere con quale spirito, come fanno ancora a resistere di fronte a queste situazioni? Io li manderei a stendere tutti, dal primo all'ultimo, ma stiamo scherzando? Io mi faccio un tombino a parapioggia per arrestare la gente, sono al servizio del cittadino, questo disgraziato va davanti al magistrato e vabbè, magari le sue esigenze, il suo paese è abituato a fare così. Comunque un amico che ha girato il mondo mi diceva in Africa, lui è stato a Conakry sarebbe nella Nuova Guinea. A Conakry, come dicono la parola polizia, ci buttano letteralmente a terra. Perché? Perché lì li prendono, li buttano in galera, se li dimenticano. E allora questa gente è solamente un metodo per imparare le cose, non che qui gli lasciano fare tutti i cavolacci sporchi loro, ma non dipende dalla polizia. Io mi tolgo il cappello di fronte a queste persone, ai poliziotti, sia ben chiaro, per il lavoro che fanno. Io non lo farei, onestamente. Comunque, signori, grazie che ci siete voi, che avete la forza di fare queste cose. Mi spiace molto che siate messi in un angolo come stanno facendo adesso. Vai, pazienza, dai, mi sono incavolato. Grazie a te per l'intervento. Grazie. Beh, ha perfettamente ragione. La gente è incazzata, come il nostro radioascoltatore. La gente è incazzata perché poi è venuta fuori anche la polemica relativa al taser. No, ma addirittura stanno dicendo che il taser è pericoloso, il taser è qua. Il taser, ho sentito dire che il taser è una sorta di tortura. E sì, adesso come bisogna fermarli questi signori, come bisogna trattarli col pasticciotto e il caffè? Gli diamo un pasticciotto e un caffè, li fermiamo, li offriamo la qualsiasi, li invitiamo a casa, ma per favore, il problema dell'Italia è proprio questo, che c'è troppa gente che parla senza conoscere la realtà. Dicevi Andrea, che ti ho interrotto? No, Anto, hai toccato tu un tasto che io voglio cogliere l'occasione per fare pure la mia parte per spronare, per spingere la nostra amministrazione e il nostro governo. Sono stati previsti le bodycam e il taser. Noi della Polizia Penitenziaria, appartenenti alla Polizia Penitenziaria, aspettiamo veramente con grande desiderio che veniamo dotati delle bodycam. Ne parlavo recentemente con altri delegati del distretto del Triveneto dove sto operando, e in sostanza ci confrontavamo dicendo come possiamo fare per sollecitare affinché veniamo dotati di queste benedette bodycam quando andiamo a prestare servizio nei posti dove ci sono i ristretti, ci sono i detenuti. Andrea, in merito ti rispondo. Proveremo a spingere sicuramente come segreteria generale affinché questo avvenga quanto prima. Antonio, e munirci del taser. Allora, in merito, perdonami. L'occasione per sollecitare. Prego. No, perdonami, ti volevo rispondere perché vi parlavi delle bodycam, come sai bene le stesse sono previste dal decreto sicurezza, quindi a breve dovrebbero essere date in dotazione anche alla polizia penitenziaria, a tutte le forze di polizia penitenziaria compresa, quindi questo già è passato come problema, nel senso che io credo sia solo una questione tecnica, no? Sulla distribuzione, sulla spesa credo, però già c'è una previsione normativa. Sul taser mi trovi pienamente d'accordo, io è un po' che ci batto su sta cosa qui, però il taser in istituto, ci sono tante polemiche, ci sono tante persone che sono contrarie, io ti parlo di persone che comunque che sono al di sopra di noi, quindi bisogna lavorare, insistere. Un minuto solo che abbiamo una pausa pubblicitaria, torniamo tra un attimo. Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online, semplicemente radiolibertà.net. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Radio Libertà,
In un mondo in cui i mezzi di informazione vanno verso una sola voce, una radio che di voci vuole averne tante. Stanco di perderti i tuoi programmi radiofonici preferiti? Vorresti la tua musica, le tue voci amate sempre con te, ovunque tu vada? Radio Libertà, l'applicazione che trasforma il tuo smartphone e tablet nella tua radio personale. Scaricala ora, è gratis per i dispositivi Android e iOS. Avrai tutta la programmazione quotidiana di Radio Libertà a portata di mano. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Eccoci, siamo tornati. Scusateci per qualche fuori onda, io parlo per gli amici che ci seguono da Facebook e Instagram, ma è il bello della diretta. Mimmo, ma ci sei o sei già al mare che ti stai facendo un bagno? Perché non ti sento? No, io sto ascoltando. Al mare no, il mare sono vicino, ma ancora non mi ci sono buttato. Beato te, Mimmo, beato te. Allora, volevo chiudere. Dire così, tu ci sei stato prima, Antonio. Non E ormai è la vittima. si è asciugato il mare da quando sono venuto via io. Senti, volevo. D'altronde, scusami, Antonio, passami la battuta. Siamo ad agosto e ad agosto le evasioni sono d'obbligo. Non per niente anche i poveri carcerati che stanno nelle prigioni italiane, quando possono, cercano di evadere. Le evasioni d'agosto tu non le conosci? No, lasciamo perdere, assolutamente no. Speriamo che in futuro tutto ciò venga evitato, perché comunque, ripeto, come dicevo prima, è il rischio del mestiere, quindi purtroppo può capitare, solo chi non fa, solo chi non fa, non gli capitano certe situazioni. Antonio Fellone, dobbiamo ricordare che questi rischi capitano sovente perché con la carenza d'organico che il vostro corpo ha, si trovano tante volte a dover vigilare, a dover custodire 100 carcerati e 2 agenti. Certo, 3, perché Mimmo, come dicevo prima in apertura, sì, la carenza d'organico, ma c'è pure una questione che siamo in pieno piano ferie, quindi il personale è dimezzato, perché come giusto che sia, questi signori, questi cristi che lavorano tutto l'anno, è giusto che si facciano 1 settimana, 2 settimane, 3 settimane di vacanza, e quindi ci sta che purtroppo numericamente sia in meno, e quindi possano accadere in queste situazioni che ovviamente non dovrebbero mai accadere, però purtroppo a noi, come dicevo prima, è il rischio del mestiere. In diretta con noi abbiamo anche un caro amico, il segretario nazionale del SINAP, Pasquale Gallo. Ciao Pasquale. Ciao Antonio, buon pomeriggio a te e a tutti gli amici di Radio Libertà. Oggi la Campania e il Triveneto sono colleghi il doppio, perché entrambi hanno subito una duplice evasione, quindi voglio dire, solidarietà reciproca. Niente, Pasquale, avevamo con noi il nostro segretario del Triveneto, Andrea Mazzarese, che ci raccontava un attimo Andrea, se non hai da fare puoi rimanere in diretta con noi, a me fa piacere, Poi se devi andare. Sì, rimango. Ok, Antonio, perfetto. Volentieri ascolto il confronto. Sì, no, volevo dare la parola a Pasquale per farci raccontare quello che invece è accaduto a Napoli-Poggioreale, un'altra duplice evasione. Fortunatamente qui sono stati ripresi nell'immediato grazie al grandissimo lavoro che hanno fatto i colleghi in servizio a Poggioreale con il NIR e il NIC. Sbaglio, Pasquale? Sì, Antonio, proprio come dicevi tu, a Poggioreale è accaduto che 2 detenuti stranieri, come tutti sapete, sono riusciti ad evadere dall'istituto, sempre ad agosto, perché se ben ricordate, come ricordate tutti, proprio il 2019, nell'agosto 2019 ci sentimmo, in quell'occasione ci fu l'evasione del detenuto polacco. Sempre il mese di agosto è avvenuta quest'altra duplice evasione. Non è un caso che questi episodi avvengano il mese di agosto, dove il personale già ridotto, tremato e ridotto all'osso durante l'anno, nel mese di agosto è praticamente dimezzato, perché giustamente, come sosteneva Antonio, il personale ha diritto alle sacrosante ferie dopo aver lavorato per un anno intero, aver duplicato, triplicato, quadriplicato le proprie forze. E come ben sa Antonio, che partecipa alle riunioni sindacali, molto spesso non si riesce a garantire il piano ferie al personale, e molto spesso il personale non può neanche prenotare una vacanza, perché si riesce a stabilire un piano ferie a ridosso proprio del piano ferie verso i mesi di maggio e giugno, quando si riesce. E
Per fortuna, grazie alla bravura dei poliziotti penitenziari, della polizia penitenziaria, grazie al raccordo tra il nucleo investigativo centrale e il nucleo investigativo regionale della Campania della polizia penitenziaria, fortunatamente questa evasione è stata un'evasione lampo, perché in poche ore i 2 fuggitivi sono stati subito rintracciati. Questo testimonia la grande professionalità della polizia penitenziaria, e mi va proprio in questo senso di esprimere la gratitudine nei confronti dei colleghi che si sono adoperati nell'immediatezza a cercare gli evasi con successo, perché molto spesso si evidenziano le cattive notizie, no? E ovviamente anche i giornali, i media ovviamente danno risalto alle cattive notizie, all'evasione, a cercare il colpevole e non la soluzione. In questo caso credo che bisogna risaltare anche il grande lavoro e la grande professionalità nell'immediatezza della polizia penitenziaria, nella caccia e nel recupero dei 2 fuggitivi. Sono episodi che vorremmo non accadessero mai, che però purtroppo dobbiamo mettere in conto, e ripeto, chiedo che in questa sede che non si cerchino i colpevoli, come spesso accade in questo caso, ma si cerchino le soluzioni, perché il colpevole è uno solo, è la grave carenza di personale che attanaglia ormai da anni la polizia penitenziaria. Da quando c'è stato il decreto Madia, la riforma delle piante organiche che erano già povere sono state ulteriormente depauperate, e adesso questo governo sta facendo qualcosa, si sta muovendo qualcosa, ma non basta. Proprio per questo, perché ha mostrato maggiore attenzione alla polizia penitenziaria, noi chiediamo di più, chiediamo una sterzata, chiediamo scelte coraggiose che siano rivolte a deflazionare gli istituti di pena. Ricordiamo che Poggioreale è uno dei carceri, se non il carcere più affollato d'Europa, dove attualmente ci sono quasi 2.200 detenuti a fronte di una capienza di circa 1.600 detenuti, e con una carenza di personale di circa 160-170 unità rispetto alla pianta organica, che è già povera, è già carente. E si arriva al mese d'agosto, come penso mi avete anticipato, che un solo agente molto spesso o 1 o 2 agenti devono sorvegliare un intero padiglione detentivo. E questi sono i risultati. Purtroppo, ripeto, cerchiamo le soluzioni. Questi episodi servono a trovare soluzioni, non a trovare colpevoli. Per fortuna poteva andare peggio, ma tutto è stato risolto nell'arco di poche ore. Mi trovi Poggioreale, pienamente che da sempre d'accordo, è stato Pasquale. considerato un istituto modello dal punto di vista delle evasioni. In 100 anni di storia non c'erano state evasioni, non è un caso che nel giro di 6 anni ce ne sono state già 3. Quindi è un campanello d'allarme che c'era già stato 6 anni fa e che, ahimè, tutt'oggi, dopo 6 anni, non è ancora stato risolto. Chiediamo quindi ancora una volta che la polizia penitenziaria venga messa ai primi posti nell'agenda del governo, perché non è possibile rimandare, bisogna anche agire sul piano della punizione, delle sanzioni di questi detenuti che evadono, perché non è possibile che un detenuto che evade dal carcere dopo al massimo può rischiare 6 mesi di pena. Questi detenuti vanno puniti sia sotto il profilo penale, ma vanno anche allontanati in istituti ultra sicuri. E perché no, magari riaprire anche le isole? Sarò impopolare, ma magari riaprire anche le isole per questi detenuti che si rendono, perché attualmente esiste, è vero, esiste il 14 bis, ma molto spesso il 14 bis sono procedure molto articolate che non vanno a buon fine, e soprattutto poi questi detenuti che sono senza fissa dimora, soprattutto detenuti stranieri, chiediamo che vengano rimpatriati nei loro paesi d'origine, soprattutto quando si rendono colpevoli di questi reati di evasione. Speriamo che il governo ci ascolti, sappiamo che è difficile, non è facile trovare la quadra, perché purtroppo la situazione si è incancrenita per anni e anni di trascuratezza e di noncuranza della polizia penitenziaria e del sistema carceri. Ma adesso bisogna agire di fretta, purtroppo siamo ancora indietro e bisogna accelerare il passo, perché la polizia penitenziaria non ne può più, è stremata e i sacrifici non bastano più. Adesso lo Stato, il governo, chi decide, chi fa le leggi deve darci una mano. Assolutamente, io facevo una riflessione prima, no? Se noi mettiamo insieme Poggioreale e Bolzano, hanno qualcosa in comune. Quindi quando tu mi parlavi di problemi di organici, assolutamente sì, perché sappiamo bene quello che è accaduto negli anni precedenti, dove non è stata mai presa in considerazione la polizia penitenziaria, ma il mondo carcere in generale, perché siamo arrivati veramente
come si dice, siamo arrivati alla frutta. Poi questo governo è arrivato, fortunatamente sono state fatte ad oggi più di 11.000 assunzioni, ottimo, ma poche rispetto a quella che è la previsione, perché comunque mancano ancora almeno 5-6.000 unità, semplicemente perché i governi precedenti non hanno pensato che magari anche la polizia penitenziaria va in pensione, quindi non hanno assolutamente pensato a quello che era il turnover, e oggi sì, c'è iniezione di personale, ma la carenza è forte semplicemente perché ce ne sono anche tanti che sono andati e stanno andando in pensione. Detto questo, che riguarda una questione numerica e di organico, io dico pure che è una questione strutturale. Se ripeto, mettiamo insieme Bolzano con Poggioreale, parliamo di due istituti vecchi, obsoleti, cioè, Poggioreale, che anno è Pasquale? Certo, Poggioreale. certo. Cioè, ora, Poggioreale ha quasi 110 anni. Ecco, Quindi- Bolzano, Andrea, siamo lì, Bolzano è vecchio, no? Come istituto. Andrea? Sì, confermo, Ah, confermo Antonio, si tratta di una delle più vecchie strutture, voglio dire, che ci sono ancora nel territorio nazionale. E quindi Molto vedi, vecchia, più volte quindi, si è provato a costruirne uno nuovo coinvolgendo la provincia, però non si è mai raggiunto, voglio dire, l'obiettivo. Confermo assolutamente, struttura molto molto vecchia, tra le più vecchie d'Italia. ecco, quindi vedi che hanno qualcosa in comune, Certo, anche se un po' uno si come San trova. Vittore, sono strutture comunque antiche. Bravissimo, vecchie, che quindi andrebbero però urgono riconcepite. degli interventi, Pasquale, quindi sì, va bene, assolutamente, mi trovi pienamente d'accordo su quello che è la questione degli organici, perché non lo diciamo da un po', ma in questo caso urgono degli interventi strutturali, come comunque credo che stiano facendo a Bolzano, e purtroppo ai noi, voglio dire, è accaduto quello che è accaduto, perché hanno approfittato anche dei punteggi, poi lì sarà chi gli organi competenti a fare chiarezza, a fare luce su quello che è accaduto. Assolutamente noi rispettiamo quella che è la magistratura e gli organi inquirenti, e poi vediamo un attimo quella che sarà la verità dei fatti. Però ripeto, hanno una cosa in comune, che è quella, comunque sono due istituti vecchi che andrebbero, secondo a mio parere, chiusi e costruite nuove carceri, però sappiamo bene che non lo puoi fare tra l'oggi e il domani, anche se voglio ricordare che questo governo comunque ha già stanziato fondi. Il primo stanziamento è stato di 166 milioni di euro, e ce n'è un altro che dovrebbe avvenire a breve. È stato nominato un commissario straordinario per l'edilizia carceraria, quindi vediamo un attimo. Giusto, oggi dicono ma che si sta facendo, ma ci vuole tempo, perché non è che risolvi il problema da oggi e domani. Ovviamente noi come rappresentanti dei lavoratori e come poliziotti speriamo che il tutto avvenga il prima possibile, perché comunque chi va al lavoro deve andarci con la piena consapevolezza, e comunque di essere comunque al sicuro, tra virgolette, perché comunque chi va al lavoro deve garantire sicurezza, però se non viene garantita la sicurezza a chi deve garantire la stessa, la situazione certamente non è bella. Mimmo? Anche perché poi dopo andrà a finire, perché mi ha un po' fatto specie quello che tu hai detto, dice, lasciamo agli organi competenti la decisione su chi ha responsabilità o meno, ma io non vorrei che la responsabilità della duplice evasione di Bolzano poi vada a finire sugli ultimi carri della rotta, cioè sugli agenti che stanno in sezione. Cioè un agente che sta in sezione non è che può fare miracoli, perché se sta in un carcere che cade a pezzi e c'ha le impalcature che sono un'istigazione all'evasione, e non ci scordiamo che anche la Convenzione di Ginevra parla, che dice che ogni carcerato, ogni prigioniero ha diritto di evadere, no? Ecco, ripeto, se appunto se in un carcere ci sono i ponteggi che ti istigano a scappare, alla fine la colpa non può essere dell'agente di sezione che aveva il compito di vigilare chi? Su 100-200 detenuti, ma non scherziamo. Cioè, secondo me, in casi del genere non ci deve essere nessuna responsabilità imputata a chi, poveretto, fa il lavoro proprio quello proprio più difficoltoso, cioè quello dell'agente di sezione. Assolutamente, mi trovo pienamente d'accordo, perché i colleghi che lavorano in prima linea, ma io parlo sì ovviamente dei colleghi che lavorano nei reparti detentivi, ma come i colleghi che lavorano proprio all'interno dell'istituto penitenziario, perché poi ognuno ha delle responsabilità, e quindi vanno rispettati loro. Quindi nel rispettare loro tu puoi mettere loro in condizione di fare bene il proprio dovere, però se si lasciano alla berlina, assolutamente anche no, perché poi accadono queste cose, di conseguenza poi
poi giustamente, secondo qualcuno, non certamente secondo me, a pagare dazio è l'ultima ruota del carro. Anche no, è questo che bisogna evitare. Prima diceva, non mi ricordo se lo diceva Pasquale o Andrea credo, diceva più che altro Pasquale, non bisogna trovare i colpevoli, ma bisogna trovare le soluzioni. E io Anche perché di colpevole Antonio Fellone ce ne sta uno solo, e che è lo Stato che lascia le proprie strutture, i propri uomini in queste condizioni. Lo Stato italiano è l'unico colpevole, perciò non si può sempre scaricare la colpa sui poveretti ultimi che fanno il loro dovere, però non possono fare. Un agente della penitenziaria fa il suo dovere, ma non può fare miracoli. Perciò io penso che, visto che io ho dato voce alla polizia penitenziaria, soprattutto al SINAPE, io penso che se un poliziotto della penitenziaria a Bolzano o anche a Poggio Reale verrà inquisito o indagato per queste cose qua, secondo me ci dovrebbe essere proprio una sollevazione sindacale. Voi, organizzazioni sindacali, non potete permettere che gli ultimi di questo ingranaggio, che appunto è quello della polizia penitenziaria, venga messo alla berlina, perché venga usato come capro espiatorio. In Italia si ha troppa predisposizione a usare i capri a espiatori. trovare i Insomma, colpevoli, come diceva prima Pasquale, è più Esatto, facile trovare i esatto. colpevoli che le soluzioni. A proposito di istituti vecchi, voglio salutare il mio amico e collega Carmine Cimmino, che ci ascolta da Varese. Effettivamente lui ci parla dell'istituto di Varese, altro istituto vecchissimo, altro istituto che veramente sarebbe da chiudere. Quindi, ma ce ne sono in Antonio giro. Fellone, Sì. l'istituto di Miogni, permettimelo, fa cagare. lo so, ci sono stato di recente col sottosegretario, già lo Però conoscevo, voglio beh, dire una cosa a vecchissimo. Pasquale Gallo, Sì. che un altro record ce l'ha anche Regina Coeli. Regina Coeli non scherza, leggevo da qualche parte nei giorni Certo, passati, ma sono istituti che vecchi, Regina Mimmo. Coeli ha raggiunto delle quote di sovraffollamento proprio inimmaginabili. Noi oggi stiamo Mimmo, però parlando occhio a di parlare di evasione, ma sovraffollamento, perché altrimenti interviene il nostro amico Francesco Picozzi, occhio, quindi proprio se ne approfitto che ti saluto, ci ha scritto, e c'è scritto che noi non molliamo mai neanche in pieno agosto, e beh, ovviamente lo salutiamo. Quindi ecco, scusami se ti ho interrotto, però sai, con Francesco si parla sempre di sovraffollamento, lui ha una sua teoria che io condivido, quindi scusami. no, ma parlando di record negativi, leggevo Sì. che appunto Regina Coeli non scherza, tant'è che a Regina Coeli la settimana passata mi pare ci siano state anche una rivolta che ha messo a ferro e fuoco la sesta sezione e la terza sezione. No, questo è successo qualche tempo fa, però fortunatamente Mimmo non credo settimana o 2 settimane, non di più. Sì, Comunque, ma parliamo sempre, come dicevamo prima, di strutture vecchie, perché Regina Coeli è un'altra struttura vecchissima. Io poi parlo di strutture vecchie, vengo da un istituto che è Brescia Nerio Fischione, che non è che è vecchio, di più vecchissimo, cioè un'altra struttura che sarebbe da chiudere. Quindi bisogna, ripeto per l'ennesima volta, come diceva l'amico Pasquale Gallo, secondo me bisognerebbe trovare le soluzioni anziché i colpevoli. Quindi, Pasquale. Sì, io concordo pienamente con quello che dicevi tu, ma soprattutto con quello che diceva anche Mimmo, che la colpa non debba ricadere sull'ultima ruota del carro, come spesso avviene, che anzi quella persona la dobbiamo ringraziare, che il mese d'agosto magari stava da solo a sorvegliare un intero padiglione. E ricordiamo che Poggio Reale ha 12 padiglioni detentivi, e non è che ne ha uno e due, ha 12 padiglioni detentivi, strutture vecchie, obsolete, dove quando arriva un arrestato te lo devi prendere, non è che lo puoi rimandare indietro, un po' come tutti gli istituti, le case circondariali, così come Regina Coeli ad esempio, e quindi di conseguenza inevitabilmente il sovraffollamento cresce, perché ultimamente sono più quelli che entrano che quelli che escono, soprattutto in una realtà come Napoli, dove c'è un alto indice delinquenziale, ed è inevitabile quindi che un agente tutto l'anno lavori sotto stress, tutto l'anno debba accorpare più posti di servizio per garantire la vigilanza. Ma ovviamente se un cuoco deve badare a cucinare da solo 7 pietanze, 10 pietanze, inevitabilmente che qualche pietanza non venga bene o si bruci. E questo è quello che sta accadendo anche negli istituti penitenziari, dove purtroppo gli agenti non ce la fanno più, dove purtroppo non si riescono a garantire i diritti minimi, ad esempio delle ferie.
Ricordiamo che la legge prevede che, ad esempio, che il personale con oltre 25 anni di servizio abbia diritto a 3 settimane di ferie nel periodo che va da giugno a settembre, ma non si riescono a garantire neanche quelle. Tutti si riescono a garantire massimo 15 giorni di ferie a tutti, indifferentemente, sia a quello che ha 40 anni di servizio che a quello che ne ha 5, 7. Poi parliamo comunque di una regione come quella campana che comunque è al più alto tasso di sovraffollamento, ma insieme se la gioca con la Puglia e con la Lombardia, quindi abbiamo queste regioni un po' più grandi che hanno veramente dei seri problemi, perché anche in Puglia non scherzano, perché l'altra volta sentivo gli amici pugliesi, ma noi abbiamo situazioni a Lecce e altre strutture della Puglia che veramente sono al limite a livello di numeri. Pasquale, rispetto a quello che dicevi tu, dice un caro amico che Giovanni da Brescia, carenza di organico e detenuti senza fissa dimora, il periodo estivo è brutto per chi lavora negli istituti, e parliamo di un addetto ai lavori, quindi voglio dire, questa è la verità. Andrea? C'è Andrea? Niente, vabbè. Vediamo se riusciamo a recuperarlo. Ci siamo persi. Ci siamo persi il Triveneto. Mimmo. È evaso anche Andrea. È evaso Andrea. Ci sei Andrea? No, tranquilli ragazzi, ci sono. Non mi si attivava la modalità silenziosa per eventualmente non disturbare chi stava parlando, ora l'ho riattivato subito. Vi ho seguito per ogni istante tutto quello che ci siete detti. No, e leggevo un messaggio di un collega che dice la semplice verità: carenza di organico e detenuti senza fissa dimora, il periodo estivo è brutto per chi lavora negli istituti, punto, è la verità. Poi se vogliamo mettere che poi Andrea ci sono le visite molto gradite dei vari politici di una certa parte, parliamo di sinistra italiana che mi ha attaccato, io amen, ma io il mio pensiero non lo cambio, sinistra italiana vale il suo, io il mio, e per me i detenuti stranieri se ne devono andare da qui, se ne devono andare dall'Italia perché sono ingestibili, punto, e lo ripeterò fino alla morte. Detto ciò, l'altro giorno a Brescia abbiamo avuto una visita molto piacevole a sorpresa dell'europarlamentare Salis, che è venuta lì e giustamente ha detto che Brescia è da chiudere, è arrivata perché avevamo bisogno di lei, avevamo bisogno dell'opinione dell'onorevole Salis per capire che Brescia va chiusa, ma entrano 10 minuti, poi escono, scrivono 4 cose, però cosa accade? Accade che tu vieni, parli, carichi i detenuti, poi tu te ne vai, ma il problema resta a quei poveri cristi degli operatori, degli agenti che lavorano all'interno dei reparti, lavorano all'interno dei siti penitenziari, che si devono gestire certe dinamiche. Quindi è questo che io non è che ce l'ho con chi viene a visitare gli istituti penitenziari, ma magari venite, ma qual è il problema? Però il problema è venire lì, sempre gli stessi, sempre quella parte politica, dai, attaccatemi di nuovo, sempre quella parte politica, vengono lì, stanno 10 minuti, escono, da chiudere, amnistia, indulto, qua, là, caricano i detenuti e se ne vanno. Poi giustamente il detenuto chi se lo deve gestire? Francesco, Pasquale, Luigi, Nicola, tutti i colleghi che sono in prima linea, il detenuto lì a spaccare, a fare casino, a incendiare, perché è arrivato l'onorevole Salis, è arrivato l'onorevole di turno a caricarli, e anche no, è questo che io dico che no. Poi se i vostri comunicati pensate che possono servire minimamente a farmi cambiare idea, no. Per me tutti i detenuti stranieri domani mattina a casa loro, io spero, il mio auspicio è che il governo trovi veramente la chiave, anche so che è difficilissimo, semplicemente perché sono i propri paesi di provenienza che non li vogliono a questi, semplicemente perché sono i peggiori in assoluto, e parliamo del Maghreb e di altre nazioni. Scusami Andrea se t'ho interrotto, dicevi? No, dicevo che mi è piaciuta anche a me l'affermazione che ha fatto il nostro collega dalla Campania, quando ha detto proviamoci per trovare le soluzioni, non cerchiamo i colpevoli, quindi sicuramente bisogna cercare sempre delle soluzioni per rendere più agevole il lavoro ai poliziotti penitenziari, meno stressante, far sì di metterli in condizione che quando si va a lavorare con le migliori motivazioni possibile, piuttosto che magari andare in strutture fatiscenti, voglio dire, dove i poliziotti penitenziari non conoscono minimamente che significa il benessere lavorativo, ad esempio, perché io mi sono trovato recentemente, ad esempio, un altro istituto ha messo molto molto male la casa di reclusione di Venezia, la Giudecca. Anche lì anche quella è una struttura leggermente obsoleta e vecchia, quindi il problema sta anche
bisogna cercare quali sono i riscaldamenti, ad esempio, funzionanti, cos'è un climatizzatore dell'aria, voglio dire, funzionante, cioè grossissimi problemi che non fanno altro che demotivare poi il personale di polizia penitenziaria. Ecco. A livello strutturale sicuramente bisogna fare il possibile, ovvero l'impossibile, per cercare di rendere migliori, ecco, le condizioni lavorative per i poliziotti penitenziari, garantire un po' di benessere, voglio dire, dargli forza, rincuorare un pochettino questi operatori, voglio dire, che fanno questo ingrato compito, perché molto spesso si guardano le notizie in televisione e ci si viene da dire guarda cosa hanno combinato, guarda cosa ha combinato questo, guarda cosa ha combinato quell'altro. Questi che hanno combinato qualcosa poi finiscono nelle prigioni. Ci sono i poliziotti penitenziari che devono custodirli o vigilare su di loro, per meglio dire, tutti insieme. Quindi non parliamo di bambini che vanno alla scuola materna, ecco, parliamo di delinquenti che finiscono in carcere. Hanno i loro diritti, per carità, uno i diritti non ce li vuole toccare nessuno, però ci sono pure dei diritti per quanto riguarda i poliziotti penitenziari. Il benessere lavorativo innanzitutto, che se ne parla pochissimo. Assolutamente, su questo ci dobbiamo battere, ma come sappiamo bene il SINAP lo fa da anni, quindi chiaramente. Anzi, assolutamente ragazzi, siamo giunti al termine, spiace perché è stata veramente una bella chiacchierata oggi con veramente ospiti da ascoltare con molto interesse, però dalla regia mi stanno già minacciando e quindi abbiamo un minuto. Vi lascio i saluti, saluto te Andrea e a tutti i ragazzi del Triveneto. Grazie Antonio, grazie per avermi dato la possibilità di farci sentire anche dal Triveneto. Buon pomeriggio a tutti. Ciao Mimmo. Ciao. Volevo salutare l'amico Pasquale, che ormai Pasquale, come Andrea, è di casa qui a Radio Libertà. Magari qualche volta può capitare che se ti trovi su Milano vieni dal vivo, Pasquale. Certo, dopo circa 20 anni tornare a Milano non mi dispiacerebbe. Sì, perché la tua carriera diciamo... Sono stato a San Vittore, ho lavorato a San Vittore per 5 anni, inizio anni 2000. Ecco, capito Mimmo? Quindi Pasquale, ma non sei né interista né milanista, no? Assolutamente no. Sto scherzando, lo so. Altrimenti non ti sono avrei al telefono con la maglia del Napoli. Ok. Un abbraccio Pasquale, un saluto a tutti gli amici della Campania. Un saluto a Mimmo, un saluto ad Andrea, un saluto a te Antonio e grazie come sempre di dare voce alla polizia penitenziaria. Ciao Pasquale. Amici di Radio Libertà. Un abbraccio Pasquale. E ce lo diciamo prima che chiudiamo, Pasquale? Ce lo diciamo prima che chiudiamo? Forza Napoli sempre. Forza Napoli sempre. Ciao Pasquale, ciao. Mimmo, allora? Allora ci lasciamo con un cerchiamo la soluzione, non i colpevoli. Assolutamente sì, ma su questo bisogna battere, bisogna trovare le soluzioni, non i colpevoli. Trovare i colpevoli è molto facile, il problema a volte è trovare la soluzione. Quindi speriamo bene, noi massima vicinanza ai colleghi che purtroppo hanno dovuto subire o sono capitati in questa situazione, speriamo bene, siamo fiduciosi, ma soprattutto noi confidiamo negli organi inquirenti e nella magistratura, perché comunque l'importante è fare chiarezza, poi vediamo, non possiamo entrare troppo nel merito, perché comunque, ripeto, ci sono delle indagini in corso, noi possiamo fare solo un in bocca al lupo ai colleghi e sappiamo bene che comunque assolutamente c'è buona fede, assolutamente si fanno un mazzo così tutti i giorni, perché ci vogliono veramente due, poi aggiungete voi cosa voglio dire, per lavorare nelle patrie galere, non tutti possono e quindi chi ci lavora va assolutamente rispettato perché mostra coraggio. Come scrivevo ieri, chi non garantisce rispetto per le forze di polizia vuol dire che veramente non sa nulla della libertà. E in questo caso poi perdiamo tutti, perché in primis va il rispetto a tutte le forze di polizia e di conseguenza alla polizia penitenziaria. E il rispetto principale va a coloro che comunque nel quotidiano lavorano nei reparti e veramente si fanno un mazzo così, lasciatemelo dire. Mimmo, buona giornata. Grazie, buon proseguimento venerdì. Ci sentiamo venerdì, vatti a fare un bagno se non piove, io spero che piova. Quindi un saluto a tutti, ci sentiamo venerdì e come dico sempre, viva la polizia penitenziaria, viva il SINAP. Buona giornata a tutti.